come l'impressione di fare la fine del nonno che sta seduto vicino alla stufa perché c'è da scaldarsi, alla fine della cena dei parenti, ecco il nonno che tira fuori la sua. No? Perdonate questa battuta. Beh, io non vorrei parlare più di tanto di vino perché credo che un po' il senso di questa iniziativa, no, mi dispiace per Celestino, ma ne hanno parlato già molto bene gli altri e Celestino stesso, però credo che se un'iniziativa come Alba Vite riesce a farci parlare molto meno di vino e di farci volare l'alto su concetti che sono molto più trasversali, forse anche molto più pregni, io credo che Alba Vite ha raggiunto il risultato più importante, che è quello con cui ed è l'obiettivo che si è posta fin dal suo momento, dal suo concepimento, diciamo. Quindi quello era l'obiettivo e oggi mi pare di dire che a piene mani abbiamo raccolto, come dire, questo respiro lungo che va oltre quello che il vino riesce a trasmetterci. E quindi un po' se è vero, no, che quando mettiamo un naso sul bicchiere è quello che ci raccontiamo ogni volta che dibattiamo e discutiamo su un bicchiere, che è quello che insegniamo tutti i giorni ai tanti ragazzi che passano nei nostri incontri. No? Se è vero che c'è questo sforzo immenso nel cercare di leggere tra le righe e cogliere ogni sfumatura di quello che un produttore riesce a portarsi nel bicchiere, questo ci deve forse aiutare anche a guardare la vita con una sensibilità diversa. Siamo così bravi, così capaci di leggere il bicchiere da ogni sua angolatura e spesso ci sfuggono davanti agli occhi situazioni della vita che sono molto più, anche forse più facili da vedere e spesso non la vediamo. Quindi con quel sentire poi è nato Alba Vite. Una volta di più secondo me questo ci deve aiutare a guardarci un po' più spesso attorno. Notavo stamattina, a differenza di ieri, come siamo arrivati qui con una giornata di sole splendido, no? E credo che questo sia forse anche un piccolo segno che ci dovrebbe portare anche fortuna una volta di più in questa ottava edizione. Insomma, Alba Vite è un po' il segno della luce. Insomma, la luce stamattina ce n'era tanta, è una giornata che ci lascia anche questo segno. E ce lo lascia in un modo anche molto particolare perché se volete da un punto di vista puramente associativo, posso dire noi altri. Io ricordo che Alba Vite è nato 8 anni fa, in un momento in cui anche da un punto di vista associativo eravamo nel buio pesto, vuol dire. È stata una scommessa che state facendo, ci ha riportato questa luce, quindi a maggior ragione mi sento molto, molto legato a questa iniziativa perché trovo che nel tempo ci ha aiutato, come dire, a crescere, a guardare avanti e finalmente anche, come dire, a toglierci una volta ogni tanto la giacca e cercare di dare una mano a chi ha più bisogno di noi. Quindi grazie a voi per essere stati qui con noi e anche con la certezza che possiate portare a casa, come dire, quel buon segnale di cui abbiamo bisogno. Al medico che è intervenuto dico che forse anche noi ogni tanto avremo bisogno un po' dello psicoterapeuta, quindi credo che potremo chiedere qualche consulenza, avremo bisogno anche di qualche assistenza. Grazie, sono sempre delle parole che ci avete lasciato, perché non è facile ragionare.